Le scuole venete chiedono una presenza dello psicologo scolastico più stabile, continuativa e strutturata. È il dato centrale emerso dall'indagine rivolta a tutti i dirigenti scolastici del Veneto ed elaborata dal gruppo di lavoro di psicologia scolastica dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Noi psicologi e psicologhe ci teniamo a essere all'interno del territorio, a essere all'interno dei contesti, perché in questo contesto si fa prevenzione per evitare che i ragazzi vadano incontro a sofferenze e a problemi molto più gravi. Oltretutto i ragazzi proprio ci hanno chiamato ad essere presenti nelle scuole anche a livello istituzionale con i loro stati generali sul benessere psicologico dei loro coetanei e hanno portato avanti quali sono gli elementi per loro più critici nel lavorare tutti insieme all'interno delle scuole per promuovere il loro bisogno e il loro benessere. La scuola è uno dei luoghi fondamentali per il benessere delle nuove generazioni. A chiedere una maggiore presenza degli psicologi nelle scuole sono gli stessi ragazzi e il messaggio degli esperti è chiaro: non basta intervenire quando il disagio esplode, serve una presenza capace di lavorare prima e dentro la vita quotidiana della scuola. Lavoreremo principalmente sull'inclusione non solo di tutti quei disturbi specifici dell'apprendimento e BES, quindi bisogni educativi speciali, ma proprio cercando di lavorare su tutte quelle dimensioni, su quelle fragilità proprio con un lavoro attento di prevenzione. L'Ordine degli Psicologi del Veneto ha anche elaborato la carta d'identità dello psicologo scolastico. Comportamenti problematici in classe, inibizione e ritiro indicano la stessa direzione: una psicologia scolastica non solo per gestire le crisi, ma per promuovere prevenzione e salute nella comunità educativa. È uno strumento che è nato proprio sulla necessità di informare in modo molto più dettagliato e approfondito sul ruolo dello psicologo e della psicologa a scuola, e quindi non ridurlo semplicemente all'erogazione del servizio di sportello scolastico, di ascolto, ma appunto ampliare tutto ciò che può fare lo psicologo per promuovere il benessere, non solo, anche qui abbiamo cercato di allargare, non solo per studenti e studentesse, ma per tutta la comunità scolastica.